Questo è un emendamento per noi davvero molto importante, perché per la prima volta affronta e prova perlomeno a fare i primi passi per risolvere una situazione davvero molto seria che riguarda i militari in congedo che hanno prestato servizio sul Monte Venda e che in tutti questi anni hanno sempre cercato di ottenere ciò che a mio giudizio era doveroso poter loro concedere, e cioè la disponibilità ad uno screening sanitario che consentisse, qualora ci fosse la necessità, di prevenire l'insorgenza di alcune patologie che troppo spesso in questi anni hanno fatto vittime tra i militari in congedo che hanno appunto prestato servizio per anni nella base militare sul Monte Venda in provincia di Padova, dove a causa delle grosse quantità di radomo presenti, appunto, i militari nell'esercizio delle loro funzioni al servizio del nostro Paese hanno poi nel tempo subito questo danno pesantissimo. Questi militari in congedo da tempo chiedono alle istituzioni, prima quelle nazionali e ora quelle regionali, un interessamento sulla questione. L'assessore Lanzarini sa perfettamente come la prevenzione in questi casi non solo sia doverosa rispetto a militari che hanno servito il loro Paese, ma possa essere determinante per evitare che l'insorgenza di alcune patologie produca le conseguenze più spiacevoli. E quindi con questo emendamento accolto dall'assessore e dalla Giunta chiediamo sostanzialmente un impegno della Regione nel monitoraggio del sito del Monte Venda attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e un conseguente screening sanitario sui militari in congedo che lì hanno prestato servizio. C'è un finanziamento, uno stanziamento che io penso sia congruo ma che valuteremo nel corso della procedura di screening, e io penso sia un segnale importantissimo che la Regione dà non soltanto a chi ha servito appunto il proprio Paese, ma anche a chi oggi chiedeva un segnale d'attenzione che non siamo riusciti ad ottenere da altre istituzioni e sul quale invece la Regione c'è. Grazie Assessore, grazie Presidente.